Vogliamo aprire la Bibbia? Gloria al Signore. Vogliamo leggere un passo, così come lo troviamo scritto in Luca, capitolo 22, dal verso 39 fino al verso 46. Luca, capitolo 22, dal verso 39 fino al verso 46. Amen. Inizio la lettura. Amen. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Poi, essendo uscito, andò come suo solito al Monte degli Ulivi, e anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate di non entrare in tentazione. Ed egli si separò da loro circa un tiro di sasso e, postosi in ginocchio, pregava dicendo: Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Amen. Un angelo gli apparve dal cielo per rafforzarlo, ed essendo in agonia, egli pregava ancora più intensamente, e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano a terra. E dopo aver pregato, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate, affinché non entriate in tentazione. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi. Gloria a Gesù. In questo passo della scrittura che precede quello che è stato l'arresto di Gesù e poi tutto quello che è conseguito, no? Io vedo tutta l'umanità di Cristo. Alleluia, Gesù. Gesù, sì, è Dio, amen, ma era anche vero uomo. Qualcuno mi dirà: ma com'è possibile? Non lo so. Io so che la scrittura ci dice che la parola si è fatta carne. Cristo è la parola vivente, la parola che crea, ha questa capacità di creare ogni cosa e portare all'esistenza le cose che non esistono. Gesù si è fatto uomo, Dio si fa uomo ed è stato un vero uomo, oltre ad essere Dio in quel momento in terra. Mi fa capire anche questo passo che Gesù è stato tentato, e questa credo sia la seconda volta che Gesù viene tentato. La prima volta subito dopo il battesimo, vi ricordate? Digiuna 40 giorni, 40 notti, credo, no? Il diavolo lo trasporta nel deserto, per 3 volte lo tenta. Ma ad ogni tentazione Gesù disarma il nemico dicendogli: sta scritto, sta scritto, sta scritto. Gloria al Signore. Questo ci fa capire come la parola deve essere vivente in noi. Amen. Per poter resistere alle insidie del diavolo, del nemico, che vuole tentarci, vuole rubare ciò che Dio ci ha messo di prezioso, di valore inestimabile. Lui vuole rubare, lui è il ladro, lui è il bugiardo, è il padre della menzogna. Cristo è verità. Amen. Cristo è verità, Cristo è salvezza per chiunque crede in Lui. Amen. Amen. E ancora oggi Gesù vive, è vivente, perché è risorto, perché ha vinto la morte.
Amen. E ogni qualvolta noi ci raduniamo nel suo nome, gioiamo alla sua presenza. Alleluia. Perché Egli ci dimostra che è in mezzo a noi, perché lo sentiamo vivere in noi. Amen. Alleluia. Leggiamo che come era suo solito, andava su questo monte degli ulivi. Cosa faceva? Come era solito fare? Pregava. Gesù stava con i suoi discepoli, amava stare con i suoi discepoli, amava stare con gli altri. Quando lo invitavano a casa, lui accettava l'invito, andava anche a casa. È stato anche a casa di molti peccatori. È stato criticato per questo. Ma Gesù ama stare con noi. Amen. Alleluia. Non ama stare solo con le persone integre, perfette, che non esistono. Ama stare con noi, uomini semplici e imperfetti, che però amano la sua presenza perché riconoscono di avere bisogno di Lui. Amen. Amen. Alleluia. Gesù era solito stare su questo monte per pregare. Amava la preghiera. Alleluia. Così come noi abbiamo bisogno di appartarci e di stare da soli in preghiera con Lui. Alleluia. Questo non vuol dire che dobbiamo isolarci. Dobbiamo amare, stare insieme, ma dobbiamo avere un periodo di comunione personale con il Signore. E Gesù qui mostra tutta la sua fragilità umana. Quello che doveva passare, lui già lo sapeva. Il suo uomo interiore si ribella, perché a nessuno fa piacere soffrire come ha sofferto Gesù, vero? Amen. Alleluia. E sentì il bisogno di andare davanti al Padre per ammettere tutta la sua fragilità. E troviamo scritto che mentre pregava di non entrare in tentazione, fu rassicurato perché un angelo scese dal cielo. Gloria al Signore. Quando siamo alla presenza di Dio e ammettiamo tutta la nostra fragilità umana, il Signore mostra lì tutta la sua potenza. Amen. E ci dà quella forza di cui abbiamo bisogno. Alleluia, Gesù. Alleluia. Quando i discepoli lo seguono, Gesù dice loro: pregate di non entrare in tentazione. Perché dice questo ai discepoli? Perché lui stava vivendo proprio questa tentazione di non andare alla croce, di non soffrire, di non vivere quei chiodi sulle mani, sui piedi, facevano male, fanno male. E Gesù già sentiva il dolore. Alleluia. Pregate di non entrare in tentazione. Facciamo nostro questo consiglio, perché la tentazione sta sempre davanti a noi. A volte abbiamo la tentazione di gettare la spugna nel servizio, perché non vedi i risultati, no? E allora chi me lo fa fare? Quando cediamo alla tentazione, il diavolo vince. E io so in chi ho creduto. Amen. Perciò ho bisogno di stare davanti alla presenza del Padre e dire: Signore, usami fino all'ultimo come tu vuoi.
Alleluia, amen. Amen. Abbiamo la tentazione a volte di cessare di pregare, perché preghiamo da tanto tempo per qualcosa, non vediamo risultati e cessiamo di pregare. Ma l'insegnamento dell'Apostolo Paolo dice invece: non cessate di pregare. Vedete, noi facciamo tutto l'opposto. La tentazione ci porta a fare l'opposto di quello che è invece l'insegnamento della parola di Dio. Amen. Quindi vogliamo allontanare ogni tentazione e vogliamo invece cercare quale sia la buona, santa, accettevole volontà del Signore, Amen. Amen. come ha fatto Gesù. Postosi in ginocchio, si allontanò, postosi in ginocchio, si è inginocchiato Gesù. E non c'erano strade asfaltate, terriccio, pietre, si è inginocchiato. Chissà quanto dolore sentiva nell'essersi inginocchiato, ma non era nulla paragonato a quei chiodi che da lì a poco avrebbe subito. Gloria al Signore. A quelle frustate che avrebbe subito non erano nulla in paragone. Inginocchiato, apre il suo cuore al Padre. Alleluia. E qual era la sua preghiera? Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice. Veniva presentato un calice pieno d'amarezza. Avrebbe subito amarezza, dolore il Signore Gesù. E fa questa richiesta: se vuoi, allontana da me questo calice. Come dire, trova un altro metodo, Signore, per salvare l'umanità. Perché devo soffrire? Però poi si umilia e lì c'è la vittoria. Amen. Quando si umilia e accetta la volontà del Signore, del Padre. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Amen. Gloria al Signore. Io mi chiedo quante volte ho chiesto al Signore: Signore, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Spesso amiamo fare la nostra volontà, illudendoci che sia invece la volontà di Dio. E molte volte non è così. Facciamo delle scelte illudendoci che siano volontà di Dio. E invece non è così. Molti si sono spostati non pensando che sia volontà di Dio. Io quando mi sono trasferito dalla Sicilia a qui, in Veneto, e avevo sempre questa certezza: Dio mi sta guidando comunque. Non so cosa, e ho passato dei momenti terribili. E Dio sa ogni cosa, insieme a mia moglie, che abbiamo vissuto proprio queste cose pratiche. Eravamo ospiti in una famiglia. Giovani, che mia moglie conosceva perché erano della sua chiesa di origine, a Catania, e non sapevamo: troveremo un lavoro, boh, ho trovato un lavoro. Abbiamo smontato una casa e questo giovane mi disse: guarda, c'è una cantina, mettiamo tutto lì, non ti preoccupare, metti lì, quando troverai casa poi ti porterai tutto. Ho trovato casa, di nuovo
con delle macchine dei fratelli mi hanno dato una mano, ho preso tutto, ho montato casa. Per me è stato terribile, qualcosa di forte, che non ero preparato ad affrontare, ma sapevo comunque di essere nella volontà di Dio. È duro a volte accettare la volontà di Dio, ma quando la si accetta, si vince, Amen. come ha vinto Gesù. Amen. Gloria al Signore. Non la mia volontà, Signore, ma la tua volontà sia fatta. Ringrazio il Signore perché giunto qui poi sistematomi, e grazie a Dio che abbiamo poi sempre frequentato la Chiesa, abbiamo cercato sempre la Chiesa del Signore, abbiamo trovato a Treviso una comunità, all'epoca c'era solo Treviso e poi Belluno mi pare, sì. E quindi siamo andati a Treviso in chiesa. E poi i piccoli passi, no? nel servizio, poi comprendi, Signore, perché mi hai portato qui? Potevo servirti anche giù in Sicilia, vi assicuro che c'era tanto da fare anche in Sicilia. Ma perché mi hai portato qui, Signore? Perché qui c'è tanto, tanto, tanto bisogno. Ho solo dato la mia disponibilità, Signore. Signore, io sono qui. E poi il fratello mi ha proposto di aiutarlo, servirlo, evangelizzare. Grazie a Dio. Gloria al Signore. Forse se non fossi venuto qui, qualcun altro, sicuramente, Signore, sarebbe usato di qualcun altro, no? Per aprire Vittorio Veneto, anche andare a Pieve di Cadore. Non lo so, noi non siamo, come dire, essenziali. Se non sono io sarà qualcun altro. Ma io so che il piano di Dio si adempie sempre. E voglio dire grazie a Gesù perché ho detto sì. Voglio far parte del tuo piano, Signore. Come Gesù si è abbassato e ha voluto far parte del piano di salvezza di Dio. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Pregate di non entrare in tentazione. Fra le tante preghiere che possiamo fare, mettiamole nelle nostre liste. Non solo, Signore, ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro. Signore, fai questo, fai quest'altro, ma ti prego, Signore, allontana da me la tentazione di dire no. Amen. Io voglio dire sì. Amen. Quando il Signore chiama, chi andrà per noi? Chi andrà ad annunciare? Io ancora oggi voglio dire sì, io. Ma dopo tanti anni non ti sei stancato, non ti basta quello che hai fatto. No, io ancora voglio esserci. E prego il Signore che chiami altri. Amen. Alleluia. Che ci siano ancora uomini, anche donne disposte a dire: Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Gloria al Signore. Se il Signore ci sposta da un posto ad un altro, è perché Lui ha il suo piano. E spesse volte usa, come è stato nel mio caso, il lavoro, no? Può usare altri mezzi, altri metodi, non lo so. Ma se il Signore ha un piano per usarci per la sua gloria, so solo una cosa: io ne voglio far parte. Amen. Alleluia, affinché il nome di Gesù sia glorificato. Amen. Amen. Alleluia. Per incoraggiarci ancora voglio ricordarvi una cosa, quanto l'Apostolo Paolo scrive, no? In
incoraggiandoci ad aprirci a Gesù che simpatizza con noi nelle nostre debolezze. Non c'è nulla che il Signore non possa comprendere. Amen. 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 Anche quando siamo tentati, Lui ci capisce, Alleluia. perché è stato tentato come noi in ogni cosa. Amen. Però vogliamo trovare quella forza che ci porta ai Suoi piedi, e dire: se Tu vuoi, Signore, fa che le cose vadano come io desidero. Però, non la mia volontà sia fatta, ma la Tua volontà sia fatta. E allora, per questa umiliazione io andrò dove Tu mi vorrai. Farò quello che Tu mi dirai di fare. Alleluia. Occuperò il posto che Tu mi dirai di occupare, Signore. Alleluia. E il tutto sarà per la Tua gloria, Signore. Amen. Amen. Alleluia. Ieri sera il fratello che predicava, un giovane, il pastore di Tiene, chiedeva perdono perché si commuoveva e piangeva, no? Ma dico, come mi somiglia sto fratello, perché sono anch'io così, mi viene di commuovermi a volte, perché sento tutto l'amore di Dio che non merito. Alleluia. Vogliamo amare, servire il Signore. È una gioia servire il Signore. Non siate e non vogliamo essere cristiani disinteressati, perché Lui non è disinteressato verso di noi. Lui è interessato a noi. E spesse volte noi viviamo una cristianità disinteressata. No. Vogliamo prendere veramente posto nel piano di Dio. Amen. Amen. C'è un posto per ognuno nel piano di Dio. Il piano di salvezza di Dio non comprende solo i pastori, perché dobbiamo predicare. No. Il piano di salvezza di Dio comprende anche te, che magari non sarai dietro un pulpito, ma il Signore ti darà modo di testimoniare quello che Egli ha fatto per la tua vita. Alleluia, Gesù. Anche quella è una predicazione. Alleluia. Alleluia. E il Signore ti darà modo ancora di diffondere dei volantini. Anche quella è predicazione, no? Senza pensare, ma chi leggerà un volantino? Ti assicuro che su migliaia, 1, 2, 3 l'hanno letto. Alleluia. Io ho conosciuto dei credenti anche a Pieve di Cadore venire in chiesa perché hanno letto un volantino tanti anni fa. Gloria al Signore. Vedete, il piano di Dio è quello che sussiste per sempre. Se Dio vuole salvare, Lui salva. Amen. Amen. Vuole solo trovare anime, persone predisposte all'ubbidienza. O peccatori che riconoscono di essere peccatori e nell'ubbidienza vanno ai piedi del Signore e ricevono salvezza, o credenti che nell'ubbidienza, per ubbidire, perché amano il Signore, dicono: Signore, io sono qui, usami per la tua gloria. Alleluia. E il Signore non mancherà mai la sua benedizione sulla vita di quelli che gli ubbidiscono. Alleluia. L'ubbidienza vale più del sacrificio. Amen. 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 L'ubbidienza vale più del sacrificio. Gloria al nome del Signore. Voglio dire grazie a Gesù Amen. Grazie Gesù. per il suo sacrificio. Amen. Oh, pensate, se avesse vinto l'umanità di Gesù. No. Ha vinto la sua volontà di ubbidire come servo Alleluia. alla volontà del Padre. Amen. Amen. Ed è per questo che siamo qui. Amen.
Amen. perché siamo il frutto del suo tormento interiore, frutto del suo dolore, tutto ciò che egli ha patito. Quindi come non dire grazie Gesù Amen. che mi hai regalato il cielo. Amen. 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 Non per i miei meriti, non è perché sono una brava persona, sono onesto, pago le tasse. Che dolore pagare le tasse. Ma si pagano. Però non è perché sono una brava persona, ma è per la tua grazia, Signore. Amen. Amen. La tua grazia mi è stata lì mostrata, il tuo amore mi è stato offerto. Amen. Gloria a Dio. Ho solo detto sì, Signore, voglio fare la tua volontà. Mi chiama a servirti? Sì, Signore. Mi chiama ad essere un membro di chiesa? Sì, Signore. Sono parte del tuo corpo. Alleluia. Farò la mia parte, Signore, in ciò che mi dirai di fare. Gloria al Signore. Vogliamo alzarci in piedi, cari del Signore. Alleluia. Chiniamo il nostro capo, gloria a Dio.